Eccoci qua cari amici, appassionati di vecchie auto, ma soprattutto appassionati di auto francesi. Abbiamo qua un'icona di auto che insomma ricorda sempre la mia giovinezza. E niente, siamo qua in compagnia del buon Gianni. Saluto anche qua il nostro amico Max. E Gianni, dato che abbiamo qua questo modello particolare che insomma non è che si trova facilmente. Questa è una R4 Simpar, 4 ruote motrici, fatta dalla casa. L'ho recuperata al sud della Francia, era stata modificata, tagliata per fare una replica della Gendarmerie. Invece mi interessava tutto lo chassis per trapiantarlo su quest'altra replica Renault 4 dei fratelli Marot. Ecco qua, da quello che ho capito, qua vedendo anche il garage, sei un po' un appassionato di Renault 4. Sì. La tua gioventù ti ricorda la Renault 4? Sì, l'avevamo in famiglia, l'avevano i miei, e poi la prima patente sulla Renault 4, però è... Macchine che sono belle anche se non sono perfette, vero? Anzi, la Renault 4. Bruttine, però esatto, fanno vero? battere il cuore. La Renault 4 è veramente... E poi abbiamo qua, vi facciamo vedere questa replica, che è una replica diciamo che sarebbe stata usata per dei rally, qualcosa, sì, replica safari. dei fratelli Marot, che l'hanno anche autografata personalmente, e la seconda Parigi-Dakar hanno vinto di classe. Montava sempre la meccanica Renault 5 1500, 4 ruote motrici, e hanno dato la pappa alle Range Rover ben più potenti e prestanti. Questa qua ogni tanto la utilizzi? Sì, assicurata, revisionata, è autografata da Franco Picco, da Botturi, da René Meige. Ecco. Guarda qua Renato, un'auto particolare, è questa? Mamma mia amici e amiche, guardate che spettacolo, ringraziamo di cuore Gianni e credimi Marvin, una Renault 4 così non la trovi mai Marvin. Infatti dicevo, un'auto particolare, mi piaceva proprio. Io sono sempre stato un appassionato anche della Renault 4, però vederla così con questo allestimento è molto molto particolare Marvin. Ecco qua, questa qua diceva che insomma ogni quanto la utilizzi ogni tanto. Sì, qualche sabato anche per muoverla. Invece questa auto cosa la dici? Qua... rifarla questa è impegnativo. Perché sembra facile, però è impegnativo. È un bagno di sudore, come dice il Marvin. Un bagno di sangue. Di sangue e sudore, Marvin. Ecco qua, comunque l'abbiamo vista. Qua caro Renato, la corsa contro il tempo, dobbiamo andare da altre parti, per cui io ho dato così questa sfumatura intanto a questa Renault 4. Ecco qua. Faccio vedere anche il modellino. Sì. Ecco qua ragazzi, appassionati, intanto insomma vi faccio vedere anche qua tracce di Mercedes 220, che poi lei insomma avremo anche modo di ritornare qua da Gianni. Oltre al libro, di bello è che... Sì. Marvin, qua andiamo sul modellismo serio, Marvin, scala 1,43, guarda che spettacolo Marvin. Già. Guarda che spettacolo Marvin, gustatela. Bello. Mamma mia Marvin. Guardate un po', sempre per restare nel tema Renault 4, siamo sempre qua dal nostro amico Gianni. Ecco qua, vi facciamo vedere. Qua Gianni invece che modello è questa Renault 4? Insomma, 6 volte, con la calandra piccola, 3 marce, impianto elettrico 6 volte. 6 volte, eccola qua, bella la calandra. Alleggerita tutta, centrata, vetri in plastica, tolto tutti gli interni. Di che anno è questa? Questo è un 66. 66. Guarda qua Renato, goditi un po'. Guarda Marvin, gustatela, Guarda. Spettacolare questo colore, mi piace troppo. Vero? Mi piace troppo Marvin questo colore. Bello. Veramente bella, Plastica. Mamma mia. Anche questa. Guarda il volante Marvin. Questa è proprio preparata. Preparata, sì, alleggerita. Alleggerita. Pazzesco Marvin, Anche questa ogni tanto la utilizzi?
questa targata è tutto pronto per... Fantastica. Marvin, Bella. che Qui spettacolo. hai tanto con poco. Ecco, guarda, una Renault 4, che le Renault 4 sono macchine, guarda, Chiudate per la neve e per il ghiaccio. spartane, resistenti, vanno a fare un sacco di... Il giro del mondo. Esatto, vero? In 4 minuti sono saliti anche. Esatto. Questo è l'esito. Guarda qua Renato, spettacolo qua. Gustati la diretta, lo spettacolo come piace a noi. I veicoli particolari, Marvin. Tutto un po' ragazzi, appassionati. Guardate, gustati la diretta. Poi guarda qua, che bel contesto Noi qua. tocchiamo il vero vintage, guarda, lo sfogliamo con le nostre mani. Boh, non solo Renato. quelle di riproduzione. Renato, qua andiamo perché sennò non arriviamo a fare niente. Dai, Purtroppo il tempo è quello che è. è quello che è. Le lancette Dai. continuano a girare. Te li ducai tutta dentro, vero? Noi preferiamo tornare indietro che andare in avanti e gustarci il vero vintage, il profumo del vero vintage. Poi vi faremo vedere anche più avanti queste altre auto, la do così di sfumatura, dai. Guardate lì che... Guardate un po'. Indovinate che auto è questa? Non ve lo dico. Boh, andiamo? Dai, allora io esco con la mia. Sì, Tu esci con la tua. esatto. Perché il marito